Scatman's World. Allora raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora ragazzi, mancano 2 giornate alla fine del campionato e siamo a 75 punti il Liverpool, 75 punti Chelsea, ma ragazzi tutto nelle nostre mani perché abbiamo una differenza reti di più 35 mentre il Chelsea di più 30, quindi se le vinciamo tutte e due siamo campioni ragazzi. Io non so cosa dire, un miracolo veramente, ma non possiamo fallire adesso. Liverpool chiaramente ha paura perché non vince il campionato da anni, sembra una maledizione. Vedremo Fioi, vedremo. Siamo contro il Crystal Palace, sulla carta una sfida agevole. Vai Fioi, non sottovalutiamoli, speriamo che il Chelsea, magari noi vinciamo 1-0, il Chelsea vince 8-0, in quel caso ce l'abbiamo in culo comunque. Diego Costa. Però insomma se il Chelsea vince 8-0 o comunque 7 o comunque con risultati incredibili, veramente rispegno FIFA e ciao, perché vuol dire che è fatto apposta, punto e basta. Vai Fioi. Sarebbe incredibile vincere il campionato, ancora non ci credo, però stiamo attenti perché la beffa è dietro l'angolo ragazzi. Attenzione, Starrich, viene Diego Costa ragazzi. Bravissimo, vai Raki. Vai Raki. Raki per Costa. Raki per Costa. Raki per Costa. Diego Costa la mette piano piano. Piano piano Diego. Piano piano Diego. Piano piano Diego. 1-0. È incredibile contropiede del Liverpool. Mamma mia che sofferenza. Diego Costa, piano piano Diego. Piano piano Diego. Difensivi, dai Fio, attenti adesso, attenti. Per piacere, attenti. Certo che le ultime partite sono una sofferenza inaudita, Sta buon, sta buon. Sta buon Pardo, te prego. Stiamo facendo un miracolo sportivo. Costa, Diego Costa, non c'è, attenzione, veramente Crystal Palace è tutto in attacco adesso. Diego Costa, Diego Costa, Diego Costa, Diego Costa fuori. Alto il valore di questo giocatore, sappiamo che può e deve fare molto meglio. Mamma che tensione, mamma che tensione. Per piacere Liverpool, per piacere, bravo. Mamma mia Starrich, numero di Starrich meraviglioso. Il Crystal Palace è veramente scopertissimo. Diego Costa vede Starrich a Rakitic e Rakitic vede Sterling. Sterling vuole il gol. Sterling fuori. Speriamo di non pagarle ragazzi, speriamo di non pagarle. Mancano 7 fottutissimi minuti. No, ho sbagliato, sono un coglionazzo. Sono una pippona. Altro che un pippone. Fioi c'è Enfield che esplode. Però non è finita, Fioi, non è finita. Difesa oltranza, cazzo. No. Nostra, nostra, dimmi che è nostra. Difesa oltranza. Bravo Sterling, Sturridge. Sturridge, portiamola il più possibile nella nostra area. Vai Sturridge. Grande Sturridge. Vai Sturridge. E Sturridge se ne va. Sturridge se ne va. Sturridge. Me ne è fermato all'ultimo. Adesso devi fischiare però, porco. Ti prego, va. Andiamo a casa, andiamo a casa. Sì. 1-0, siamo ancora in testa, Fio e mamma che sofferenza. Ragazzi, ultima partita, c'è poco da commentare. Trasparliamo tutta chiaramente. Liverpool-Chelsea 78 punti, differenza reti più 5 del Liverpool sul Chelsea, Liverpool 36 e Chelsea 31. Tutto nelle nostre mani, i tifosi sono clamorosamente nervosi, eccoli là. Perché è l'occasione della vita dopo tanti anni di rivincere la Premier, dai. Sturridge. Sarebbe un miracolo vincere una Premier cominciata come l'abbiamo cominciato. Starrich.
Ragazzi, niente scherzi, per favore vinciamo, ne siamo arrivati fin qua, abbiamo fatto un miracolo. Diuff. Lo Stoke è 11°, ma chiaramente non regalerà nulla. Non regalerà nulla lo Stoke perché poi non è nello stile delle squadre inglesi, non è come in Italia. Oh, Soffioi. Attenzione subito. Subito lo Stoke che può essere pericoloso, ma grande Moreno che rientra. Salvi, sono entrati tutti ormai. Vai Migno. Rinvio del Migno. Occhio ragazzi. Mamma mia cosa ho rischiato. Grazie, grazie che l'hai sbagliata. Madonna che rischio. I tifosi di Liverpool sono dietro Mignole ragazzi. Sono cagati addosso. Salvio. Chi sarà l'eroe? Chi sarà l'uomo che ci regalerà la Premier? Perché lo dobbiamo vincere ormai. Bravo, sarei contento Sterling dopo 5 mesi fuori. In due infortuni, uno da 3 e uno da 2 mesi. Che sfiga Sterling. Faccio fatica anche a commentare, fate la tensione perché veramente ci giochiamo tutto. Sacco. Sturridge. Sturridge vede Diego Costa, è lunga. 15°, ancora 0-0. Sarei curioso di sapere cosa fa il Chelsea, ma pensiamo a noi stessi. Attenzione, Bojan, Kirkic. Bojan. Bravi. Diego Costa, bravissimo. Costa se ne va. Costa se ne va. E Costa se ne va. Vai Diegone. Vai Diegone. Vogliamo l'Eurogol, Diegone. Vogliamo l'Eurogol, Diego Costa, incredibile. Porca trota. Sidwell. Stai zitto, pardo di merda. Appunto a vincere il campionato, Pippone, bravissimo, Sterling di cuore. Vai Sterling, dopo 1000 infortuni sarebbe bello un tuo gol o comunque una tua grande azione. Diego Costa, errore di Costa, cosa volevo fare? Sono nervoso anch'io chiaramente perché eravamo a -9, siamo stati anche a -11 dalla vetta. E poi voglio riscattare la Champions perché ancora non mi va giù aver perso così, brutto fallo. Bruttino giallo per Sacco. Ho rischiato, sì, ho rischiato. Che tensione che a Liverpool si vede. Intanto il tempo passa. Bojan. Buttala via Steven. Ragazzi, occhio non adesso. Skrtel. Bravo Migno. Ramirez. Ramirez cosa fa per Diego Costa? Cosa ha fatto Ramirez? E Diego Costa ci arriva. C'è la parata clamorosa. Cosa aveva fatto Ramirez? Gerrard. Skrtel fuori. Porca puttana. Dai ragazzi, non posso neanche parlare forte, so perché veramente tardi comincia a essere. Come al solito il comandone registra orari impossibili. Diuff, ma questa è l'ultima partita ragazzi, è l'ultima. Dai, la dobbiamo vincere, porca troia. Bravo Sacco, Ramirez. Voglio esplodere ragazzi. Sturridge. Non ci credo. Dai fioi. Sono tesissimo, porca puttana. Bravo Sacco. Skrtel. Sturridge vede Diego Costa. Non ce la fa Diego. Fallo. Ha ammonito anche Steven G. Ma stai zitto. Occhio. Bravi. Migno. Fine primo tempo, adesso da fare due cambi. Levo sia Ramirez che Gerrard e metto Lallana e Rakitic. Proviamo. Chelsea vince 2-0. Ok, il Chelsea ha vinto ormai. Il Chelsea ha vinto. Allora, Lallana e Rakitic, vai. Centrocampo più tecnico adesso.
Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Vai Fioi, per cortesia. Con voce bassa, con voce tenue, con voce piccolina. Non so neanche come definirla, ragazzi. Stiamo buoni, andiamo a vincerla. Ma va a cagare però. Aia Bojan. Occhio al traversone. Grande Skrtel, come ha salvato il culo Skrtel. Sturridge. Sturridge. E Sturridge vede Costa. Costa contro il Costa. Diego Costa. Occhio al tiro. Diego Costa! Diego Costa 1-0! Diego Costa! Diego Costa! Non posso urlare ragazzi, ma Diego Costa mi sta regalando qualcosa di grande. Stiamo buoni. Un gran gol che porta la firma di Diego. 16° gol in Barclays. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Grande Diego. Adesso dobbiamo tenere però. I padroni di Stiamo casa sull'equilibrato. aspettano cambi. Sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sua Bravissimo. Vai Sturridge. Andiamo a chiuderla. Niente da fare. Bravo Sacco. Mamma come sta giocando Sacco. Che Diego Costa. Vai Diegone. Vai Diegone. Diegone. Sturridge. E c'è il 2-0. Sturridge. 2-0. La Premier è vicina. La Premier è vicina ragazzi. Per ora stanno tenendo fede al prossimo della vigilia che li vedeva nettamente favoriti. Mamma che tensione adesso. E che passaggio che ha fatto ragazzi Diego Costa. Che giocatore che ho preso. Vaffanculo Balotelli. Grazie Chelsea. Skrtel la butta su. Madonna, stavo facendo un miracolo ragazzi con gli stessi punti del Chelsea, ma stiamo vincendo il campionato. Hut, Occhio Fioi. Whelan. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. Dai raga, bravissimi. al momento giusto. Buttala via, bravo Sacco. Il Sacco vede Sturridge, ma non ci può arrivare anche qua. Mamma mia, per poco però. C'è il tocco, la Ed è rimessa nostra. vuole la scossa e questa sostituzione Sterling. per lui può essere. Quanti infortuni, poverino. Ma quanto mi è dispiaciuto per Sterling. Sterling. Occhio alla botta, centra in pieno il difensore. Grandi ragazzi. Il Liverpool è pronto per la rimessa laterale. Dai, siamo quasi campioni d'Inghilterra. Stai zitto Cuba, stai zitto, porca puttana. Dennis, 70°. E ancora Sacco, monumentale Sacco. Whelan, Merda. questa, buono il dive by. Prova. Giustamente, ma deve essere Fuori, fuori, fuori. Probabilmente ne capiteranno altre. Disperarsi è inutile, Piero. Difensiva. Non troppo, ma difensivi un po' sì, però. intercettare questo pallone, non era facile. Che tensione, Fio, la tensione veramente si taglia a fettine. Bojan. Peters. Centra verso Occhio, bravissimo. sul pallone. Peters. Ma porca puttana. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Occhio. No! Ha visto qualcosa che non va, fischia calcio. Non ce la faccio più, arbitro fischia per piacere. Provare a rimettere almeno in parità la gara. Bravo, no. Dennis. Traversa, ma cosa aveva fatto di testa? Pallone che esce, ma che occasione. Dai che forse qualcuno ci vuole bene lassù. Walker. Hut. Mancano 9 minuti. I tifosi del Liverpool sono già emozionati, ma stiamo buoni, manca ancora tanto. Dennis. Dennis. Arnautovic. Bravissimo. Fuori gioco, fuori... No! Cazzo, sono fuori gioco. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Occhio alle No. posizioni. Cerca E c'è il gol. E si deve soffrire sempre fino alla fine. qui era stato perfetto. Quando si gioca da porta sola, inevitabile. Sacco. Poi il gol arrivi. Moreno. Adesso è di 2 Ti prego, non perdiamo adesso. Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa per Sterling. tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Grande tempo.
Ragazzi, teniamoli davanti. 4 di recupero e poi saremo campioni d'Inghilterra. Poi siamo campioni d'Inghilterra. Perché lo dobbiamo essere, Sterling. Bravo Sterling. Bravissimo. No, che cazzo. Oddio. Difesa a oltranza. Arbitro fischia. Arbitro fischia. Bravissimo Rakitic. Raga, sì, siamo campioni d'Inghilterra. Siamo campioni d'Inghilterra. E con il fischio dell'arbitro, dunque si chiude anche questa stagione, Stefano. E arrivederci a tutti. Siamo campioni, ragazzi. I campioni dell'Inghilterra siamo noi. Averci seguito, vi diamo appuntamento al prossimo match. Mamma mia, ragazzi, è fatta. Si dice che ok, benissimo. Eccoci qua, ragazzi. Il Liverpool è campione con 24 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Per differenza reti siamo campioni, non ci voglio credere. 37 gol di differenza reti, il Chelsea 34, si sono avvicinati molti, 81 punti e godo. L'FA Cup l'ha vinta il Chelsea, Capital One lo United, Champions League non si sa ancora, l'Europa League il Galatasaray, incredibile. Classifica e marcatori. Allora, marcatori, 17 gol a De Bayor, Diego Costa 16, cazzo, per poco. E poi vabbè, ha vinto De Bayor, FA Cup Rooney, Capital One Burton, Champions Benzema e Neymar se la giocano, Europa League Palacio e Giuseppe Rossi, Assist Sturridge, grande Sturridge, con Mata, Jovetic ed Eriksen, rete inviolata ha vinto Mignolet di brutto, cartellini gialli, niente, chi se ne frega. Rosso per Rosicki, buono. Ragazzi, siamo campioni d'Inghilterra. Non ho parole. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Aspetto i messaggi per capire se volete un'altra stagione con il Liverpool o se devo cambiare. Io sinceramente vorrei tentare la seconda stagione per provare la UEFA Champions League. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao campioni! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.